non sei più i documenti, no? Non servono più i documenti, no? No. Per l'appuntamento con la storia oggi 20 dicembre 2007. E queste persone che sono in fila stanno aspettando di acquistare l'annullo filatelico che celebrerà appunto questa occasione storica. Buonasera, dragi priatelji Slovenci. E adesso entriamo in Slovenia. Di essere da sempre delle molte lingue, delle molte culture. Gli sloveni festeggiano con canti e balli. Cosa pensa lei di questa caduta del confine? Penso che sia l'inizio di una nuova epoca, dove finalmente potrò andare in bici senza problemi, senza mostrare il passaporto, senza far code, file e via. Più libertà, più libertà. Una nuova Europa. Una nuova Europa. Passare la carrozza trainata dai cavalli lipiziani che segna simbolicamente l'ultimo passaggio attraverso il confine sloveno. E ormai sono qui, inquadrata la sbarra che si alzerà per l'ultima volta e poi via, niente più confini. Ormai non è più il 20 ma il 21 dicembre 2007, una data che ci ricorderemo indubbiamente tutti. Fate spazio, eccoli che arrivano, fate per gentilezza spazio. Allora, se no non riusciamo neanche a far scendere queste bellissime e bravissime atlete che portano alto il nome della Slovenia e dell'Italia nel mondo con le loro conquiste sportive. Eccole qui ed ecco la carrozza. Monica Medieni, Simona Premărân, Uco Cipa, Tania Romano, Margherita Grambassi, Simona Premărân. L'omaggio floreale, Piania.
guarda che se no non passa. Cosa fai? Documenti. Adesso che la festa è finita andiamo a casa. Vuoi dire qualcosa di questo momento storico? Emozionante. Emozionante, eh? È la prima volta che passi? No, è la prima volta, però sono state innumerevoli volte che ho fatto veramente file interminabili, fare lo smog, poliziotti zelanti che controllavano, rompevano. Il Piazza ricordava che qui gli autobus, anzi i tir che arrivavano da Kiev, sostavano anche 7 ore, è vero? Sì, per fare 150 metri ci volevano anche 48 ore, insomma. Mamma mia. Invece noi, adesso, ci metteremo qualche minuto, qualche secondo.